La Torre Carlo V di Porto Empedocle ospita il premio Andrea Camilleri, una mostra collettiva organizzata dal direttore artistico Francesco Anastasi. Come è organizzata la mostra? Questa mostra è organizzata raggruppando tanti artisti che vengono da varie parti d'Italia in onore di Andrea Camilleri, per cui con i loro colori, le loro forme, la loro comunicazione vogliono dimostrare questo valore aggiunto in questa manifestazione. Io voglio ringraziare innanzitutto le istituzioni che mi hanno permesso, e la famiglia Camilleri, che mi hanno permesso di fare questo grande evento che per me è molto, molto importante. Io come artista e come direttore artistica sono molto contento di tutto ciò che sta avvenendo, perché è istituzionale, sono eventi molto importanti che chiaramente danno lustro sia alla città di Porto Empedocle che chiaramente a Torre Carlo V. Qual è il tema dell'intera mostra, oltre ovviamente alla figura di Andrea Camilleri, e qual è il filo conduttore che lega appunto tutte le opere esposte? Il filo conduttore sono che ognuno esprime con il proprio colore la propria forma, la propria sensazione dimostrabile nella sensibilità e dell'emozione delle proprie opere. Per cui gli artisti sono tutti del nord, vengono da Pisa, Roma, Milano, Torino, Bologna, Verona, però chiaramente oggi non possono essere presenti perché molta gente lavora ma con le loro opere sono presenti anche loro, e facciamo una diretta Facebook affinché loro possano essere presenti nello stesso istante che noi facciamo la conferenza stampa. Fino a quando sarà possibile visitare la mostra? In che orari? Sempre qui alla Torre Carlo V di Porto Empedocle, ovviamente. La mostra sarà fino al 10 di giugno, poi chiaramente si prolungherà per qualche altra settimana, però chiaramente vedremo e analizzeremo insieme al Comune la possibilità di poter dare un avanzamento a questa proroga che possiamo noi chiedere tranquillamente, che già mi hanno detto che è possibile, si può fare tranquillamente. È una mostra molto importante, molto bella, invito a visitarla dal 27 al 10 giugno con vari artisti che espongono, diciamo, le loro opere da un po' tutta la Sicilia e anche dall'Italia. Io sono qui ospite oggi per esporre le mie poesie, in particolare una poesia dedicata ad Andrea Camilleri. Per me partecipare innanzitutto è un onore, sia per Francesco, che è un personaggio eclettico che non si ferma mai e propone l'arte in maniera straordinaria e meravigliosa per gli artisti che partecipano. E poi perché mi piace e ho accettato l'invito del maestro, perché parlare di Andrea Camilleri per me significa parlare dell'arte siciliana, della vera arte che rende l'uomo, dona all'uomo una molteplicità che non è solo prettamente siciliana, ma globale, mondiale. Sicuramente per dare lustro alla terra dove vivo, perché io mi sono trasferita dopo tanti anni di permanenza in Lombardia, sono tornata alla mia terra e tengo tanto a che le figure più rappresentative della nostra terra abbiano lustro e vengano valorizzate. È un modo per richiamare l'attenzione su elementi positivi della nostra terra, che spesso viene invece ricordata per brutte cose. E niente, ho deciso di seguire Francesco Anastasi in questa avventura. Ho portato 4 tele che mi rappresentano, e il mio modo di dipingere fa parte di una corrente pittorica che viene definita astratto informale. Sono onorata di partecipare qua a Porto Empedocle in questa struttura stupenda, è una location veramente storica sotto tutti i punti di vista, con delle opere sia pittoriche che delle sculture. In particolare le sculture, la prima volta che le espongo tutte e 4, sono 4 busti e fanno parte di un progetto a cui tengo molto, che è il progetto CORE, Stop Violenza alla Donna. Infatti metto in evidenza con tecniche polimateriche, osservando dietro di me, cioè la core lacrimarmo, cioè dire è la violenza psicologica sulle donne, che ha questi colori proprio che vanno dal blu al nero. E la violenza psicologica è una violenza subdola che può durare anni, no? Tutti noi conosciamo un po' l'argomento.
La violenza fisica invece si esprime con altri colori, che sono i colori che vanno dal rosso al bordeaux, quando questo sangue, no? Che è proprio quello più violento, più diretto. Testimoniare sempre su questo argomento e tenerlo sempre vivo, lottare perché non ci siano più queste violenze sia fisiche che psicologiche sulle donne. Per quanto concerne invece dal punto di vista pittorico, ho portato alcune opere che mi rappresentano, perché contemporaneamente a questa mostra al Museo di Arte Moderna e Contemporanea a Terrasini, ovvero location del Palazzo Riso di Palermo, ci sono altre mie opere. Qua abbiamo 2 opere che poi magari vedremo successivamente, che vengono dalla Biennale di Venezia 2019, dove dunque sono state esposte e hanno fatto un loro percorso. Un'occasione quella del premio Andrea Camilleri, ospitato alla Torre Carlo V di Porto Empedocle, per promuovere il territorio empedoclino e per valorizzarne le bellezze, anche in vista dell'imminente stagione estiva. Sì, oggi Porto Empedocle, dopo il periodo di Covid, guarda al futuro e vuole ripartire dalla cultura. Secondo me è fondamentale ripartire proprio dalla cultura in maniera trasversale a tutti gli ambiti della società, in grado di ricucire gli strappi prodotti dalla pandemia. Io penso che oggi come oggi sia fondamentale spingere su questi eventi, non solo per i finanziamenti, ma anche investire sulle persone, quindi sugli artisti, sugli spazi che abbiamo, e cercare in tutti i modi di rilanciare il nostro territorio. Sostenere la cultura vuol dire far crescere il bagaglio culturale anche di chi magari non può permettersi di viaggiare, spostarsi, quindi anche la gente del nostro territorio, le categorie meno abbienti, di conoscere delle realtà diverse, anche più lontane. Qui stasera abbiamo artisti di tutta Italia che vengono ad esporre delle opere bellissime, quindi sicuramente riusciremo a coinvolgere le scolaresche e i nostri cittadini.